Appassionati di futsal, buonasera, benvenuti in diretta dal Pala Olgiata, dove oggi vi racconteremo la sfida tra Italpol e Benevento, anticipo della 18ª giornata del girone B del campionato di Serie A2 Elite. Si apre oggi il turno con l'anticipo tra l'Italpol, decima forza del campionato, e il Benevento, capolista con 43 punti. Montefalcone blocca senza problemi, poi va lungo a cercare Caruso, palla sul palo, ancora Caruso, palla sopra la traversa. Grande pericolo per l'Italpol con Caruso che aveva girato verso la porta di Basile. Il rilancio di Montefalcone, il 9 rischia molto, Morgade ruba il pallone e poi Montefalcone che dice di no a Morgade. Lucas punta Ippoliti, Lucas col mancino e poi la palla che si insacca alle spalle di Basile. Sul mancino di Lucas c'è stata forse una deviazione che ha beffato l'estremo difensore di casa. Si sblocca il parziale a 5:58 dall'intervallo, 1-0 per il Benevento, la firma di Lucas. Ti rialza e si trova la palla tra i piedi, gran dribbling, Morgade, Montefalcone mette in corner, Rosato in avanti per Caruso, palla dentro, Basile a dire di no a Rosato, a un passo dal raddoppio il Benevento. Zonta si rifugia da Montefalcone col destro, Bertolini di testa, Ippoliti la tiene in campo, va da Molero, c'è spazio dentro, Bertolini, il contropiede dell'Italpol, Bertolini trafigge Montefalcone e fa 1-1 a 12:50 dalla fine. Meritatissimo il pareggio dell'Italpol sull'asse Bertolini-Molero. Con la voglia di andare ad attaccare, attenzione a Molero che va via, Molero, la palla è buona, Bertolini calcia, Montefalcone a dire di no. Caruso, rimpallo su Ippoliti, poi arriva Salas, ancora Salas, Basile, secondo grande intervento di giornata per Basile che si fa vedere in avanti, Basile con le mani, lunga per Bertolini che mette giù, Bertolini, la ribaltata all'Italpol, la doppietta di Bertolini a 10 minuti e 20 secondi dalla fine del match. Italpol 2, Benevento 1. Rincorsa del 17, Ippoliti calcia, spiazza Montefalcone e fa 3-1 al Pala Olgiata a 5 minuti e 34 dal termine dell'incontro. La squadra di Scarpitti è in ginocchio, ma ora eccola la mossa power play dentro Renoldi, 5 minuti e 34 da giocare per 2 gol di differenza. A terra Bertolini, ma è tutto regolare, cambia lato Salas e poi Basile, in qualche modo Del Ferraro va a terra, arriva Basile, a terra un giocatore del Benevento e calcio di rigore. Protesta Basile, ma è calcio di rigore per il Benevento, ammonito Basile per il fallo su Caruso. Caruso, spiazzato Basile. Italpol 3, Benevento 2 a 3 minuti e 40 dalla fine del match.
lo attacca Del Ferraro, Caruso, palla dentro per Salas, Salas la giocata e poi Basile, miracoloso su Rafinha. 5 secondi per le speranze dell'Italpol di ottenere un risultato incredibile. Rafinha con la disperazione spara alta, 3 secondi, Basile, la palla rimbalza, Rafinha la butta giù e arriva il triplice fischio. L'Italpol batte il Benevento, capolista del campionato, ottiene la terza vittoria consecutiva e dà un grande segnale a tutto il campionato per la corsa alla salvezza. Una prestazione davvero incredibile